Gina, tanti bacioni e tanti buoni 80 anni, ancora minimo il doppio, va bene? Ciao, siete un bacione. Check, si gira! Tanti auguri! 80 anni, Gina! Auguri mamma! Tanti Auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri cara Gina! Tanti auguri a te! Sabrina! È il prosecco, mi raccomando! Auguri, Gina! Ma non è il prosecco! Viva, viva! Auguri, Gina! Caetà! Oh, check, si gira! Basta! Cin, Sì. cin, cin. Tanti, è il prosecco, Cici! Auguri alla nonna! 80 anni e no per tutti! E altri 80 anni! Auguri! Un compleanno zia, stanno un po' particolare perché, cioè, non so, il prosecco, mi raccomando, di Mirko, non so come che viene fuori là. Comunque spero che un po' così può di beverlo fra di voi altri. Niente, questa è una bella occasione, anche se sicuramente sai già tutto. Volevo dirti, sai, se certe persone, quando che te pensi a queste persone, ti viene subito un'immagine, un sentimento, qualcosa che è associato veramente a queste persone. E quello che mi viene in mente quando penso a te e che mi è sempre venuto in mente quando pensavo a te era solare. Sei sempre stata solare e lo sei sempre ancora. Cioè, sole riscalda la gente, te mega tante volte riscalda. E, sì, gli anni, va bene, mi passa per tutti e cosa ho dovuto fare? Così è così. Ma credo che diventi vecchio quando che non sei più capace di provare emozione. Emozione per una canzone, per un va pensiero di Verdi, un tramonto, perfino anche le scarpie dei ragni che i spettacoli, merletti ogni volta. E sono sicura che ti sia ancora buona a provare emozione per che robe là. Un profumo di rose, un profumo di caffè, caffè forse no, perché quello di Vedelago non so se ha tanto profumo. Comunque, beh, te hai capito quel che volevo dire. E le emozioni so che te provi ancora, e questo fa che non sì, siamo vivi, siamo nel mondo, non siamo vecchi. Comunque sia, niente, ti faccio un abbraccio enorme, un bacio ancora più grosso e ti faccio tanti tanti auguri. Mia zia Gina compie 80 anni. Ma sai che lei aveva 79 fino al giorno prima? Auguri zia, buon compleanno! Ma siamo sicuri? Auguri, tanti auguri per i tuoi 80 anni, da tuo unico frateo e da tua cugnata. Ciao Gina, tanti auguri, un bacione. Ok, vai. Cara Gina, tanti auguri che ti vada a 80 anni. Tu invece quanti ne hai? E 95. E come stai tu? Benissimo. E allora cosa auguriamo a Gina?
Come sto io? Gli auguro come sto io, che sto sempre bene. Ecco, altrettanto a te allora. Altrettanto a tutti quanti, a tutti. Tanti auguri. Prova a contarli, mamma. 10. 10, 20, 30, 40, 50. E poi? 50, 50, 60. 60, 70, 80. 80, auguri Gina. 80. Evviva. Mandali un bacione. Evviva! Mua! Ho dato un bacione grande. Ciao nonna, tanti cari auguri. Ti mando un abbraccione, un bacione enorme, anche se quest'anno è solo virtuale, ci facciamo gli auguri solo virtualmente, ma sicuramente quando il periodo sarà migliore ci possiamo vedere in sicurezza, così ci possiamo veramente abbracciare e baciare. Ti mando un saluto, ti saluta tanto anche Emiliano e ci vediamo presto. Ciao nonna, auguri ancora. Tanti auguri zia Gina. Ciao. Buon compleanno zia Gina! Buon compleanno. 80 anni! Cacchio, e non 80. dimostrarli, 80! No, non li dimostra proprio. Ciao, auguroni Ciao, ancora! auguroni. Un abbraccio da Loreggia, ciao! Ciao. Tanti auguri zia Gina. Allora, anche a te sei 80 anni ormai, ma non te ne ciappa mia, sa. Guarda che è bello avere 80 anni, dopo che qui passa, viene qualcosa che arriva, qualche dolore in più, qualcosa, ma no, altri supereremo tutto, Va bene, tanti auguri, tanti, un bacione. Ciao zia, tanti auguri per i tuoi secondi 40 anni. Auguri Ania. Tanti auguri. Ciao. Buon compleanno zia! Dai che cantiamo la canzone alla zia. Buon compleanno, tanti auguri. Buon compleanno, tanti auguri a te. 100 di questi giorni di felicità. Cara dolce zia Gina, siamo qui tutte insieme per farti tanti auguri. Abbiamo gonfiato anche i palloncini. Alice, fai vedere i palloncini con la scritta di buon compleanno che stanno andando dappertutto. Guardali qua. Abbiamo gonfiato anche i palloncini per farti festa. 80 anni, un traguardo veramente importante, 80 anni di sorrisi, di dolcezza, di gentilezza. Hai lavorato tanto per gli altri, sei sempre stata altruista. Io ti ricordo come veramente come la zia gentile che lavora per gli altri, che si dà da fare per tutti. Ti mandiamo un bacione, dai, manda un bacione Alice. Mua, mua, mua. Un bacione io. Mua. E adesso la Stella, fai ciao ciao, ciao ciao, bacione, fai ciao ciao, ciao ciao. Auguroni ancora zia, auguroni, di auguri Alice. Auguri. Auguri. Paramount Film in collaborazione con Canon Production. Present. Oh, ci sono dei dolci! Se ci sono dei dolci, vuol dire che è una festa! Mangiamoli! Mangiamoli! Oh, ma quanti buoni dolci! Chi è che li ha fatti? Per me il pasticcere per attirare degli altri che non li mangiassero! O se no è una festa di Natale! O se no si può... Che festa c'è? Una festa di Natale, ma non siamo sicuri! Ma perché? Ma non è troppo presto per Natale? Allora sarà carnevale. Per me è Natale perché dobbiamo festeggiare! Festeggiamo cosa? Mangiandoli! Mangiandoli! Ma allora chi sta arrivando? Chi è? Forse la festa sua? E chi è? La La regina! Tanti auguri tanti auguri a te, tanti auguri a te,
Mm.